Buongiorno a tutti. Saluto il Presidente Caiga, tutte le autorità nazionali e regionali presenti. A tutti voi giunga il mio più affettuoso saluto e permettetemi di dire che siamo arrivati a questa giornata dove spero sia, possa rappresentare l'inizio di un nuovo percorso. Voglio ringraziare le 200 società che hanno firmato la mia candidatura per la presidenza del Comitato regionale sardo e che oggi mi permettono di essere qui in questo momento. È sempre grazie a voi, signori Presidenti e Delegati, che ho iniziato a fine 2012 il mio percorso all'interno della Federcalcio regionale. E a tale proposito voglio ringraziare il Presidente Andrea Del Pin e tutti i colleghi del Consiglio direttivo per il trattamento che mi hanno riservato in questi anni. Al termine di questa esperienza ho maturato la convinzione che fosse necessario un rinnovamento. Io sono sempre stato dell'idea che il rinnovamento sia un qualcosa di importante e apprezzo anche oggi il fatto della doppia lista in concorso per le cariche federali, perché da quel che si dice dalla sala si anima il movimento, ci si impegna tutti quanti maggiormente, si va spesso a fare delle riunioni e si portano idee, si raccolgono idee su tutte le società, e questo penso che sia un motivo importante, un valore aggiunto per il nostro movimento. Ho rassegnato le dimissioni perché penso sia il dovere di un candidato che si presenta a una competizione elettorale essere leale e democratico, soprattutto con chi dall'esterno del comitato stesso avesse intenzione di fare altrettanto. Ho lavorato dopo le dimissioni diversi mesi per raccogliere le adesioni di tantissimi dirigenti che si sono affacciati con il desiderio di candidarsi al Consiglio direttivo della Federazione per il Calcio regionale, e alla fine è stata, d'accordo con tutti, composta una squadra che io penso possa essere una squadra di esperienza, giovane, che possa garantire un futuro positivo al nostro movimento. Il nostro programma è articolato essenziale, è articolato su una decina di punti e parte dagli incontri con i dirigenti in materia fiscale e amministrativa. È un argomento molto importante, è un argomento che a me mi ha toccato personalmente, perché nell'arco di questi 3 anni, grazie al mandato ricevuto dal Presidente e dal Consiglieri, mi sono occupato di fiscalità a favore delle società. Secondo me è anche importante creare un ufficio di prima assistenza legale e fiscale. Talvolta le società vanno incontro a delle problematiche e non hanno saputo dove rivolgersi, a chi rivolgersi, perché ci vuole una competenza specifica. Non sempre i commercialisti conoscono molto bene quelle che sono le regole e come gestire una SDI, pertanto io penso che sia dovere del Comitato cercare di costruire l'idea, abbiamo già qualche idea perché abbiamo già qualche nominativo, di costruire un pool di persone che possano rispondere con assoluta precisione alle società, di creare appunto il supporto, incontri con i dirigenti per problematiche medico-sportive e supporto all'uso dei defibrillatori. Sapete, il decreto Balduzzi ha imposto l'attuazione di questa normativa, l'ha spostata diverse volte, adesso l'ha imposto a partire dal 1 gennaio 2017, tutti gli impianti devono essere, è obbligatorio avere un defibrillatore presso l'impianto e un addetto all'uso. Penso che un po' tutti quanti si siano in qualche modo già sistemata la situazione, essere pronti, in modo da essere pronti, ma eventualmente si potrà e potremo supportarvi in attesa di questo date di attuazione. Consigli direttivi itineranti, il terzo punto nel nostro programma. Potrà voler dire poco per le società, invece per me vuol dire tanto, perché secondo me il nostro comitato regionale deve uscire un po' allo scoperto, deve essere meno cagliaricentrico e deve iniziare già con questo tipo di incontri, di consigli direttivi itineranti, a far capire che la centralità deve andare verso la periferia, cioè il comitato regionale deve iniziare a uscire fuori da Cagliari, andare un pochettino su tutte le delegazioni. Nel corso degli incontri che abbiamo fatto su tutto il territorio, spesso e volentieri sento delle critiche nei confronti delle delegazioni. Per me sono assolutamente ingenerose, perché non dobbiamo dimenticarci chi lavora presso le delegazioni, chi si occupa delle delegazioni sono dei volontari, assolutamente dei volontari.
che prestano la loro opera, il loro tempo a favore delle società, per cui io penso che probabilmente vanno aiutati, c'è anche un collaboratore fisso adesso da qualche tempo, per cui vanno migliorate e vanno aiutate probabilmente a fare una sinergia più completa con le associazioni. Istituzione di aree federali con rappresentante zonale delle società. Questo è sempre una cosa che io ho raccolto quando andando in giro presso le società, spesso e volentieri mi dicono che si sentono un po' abbandonati. Io non penso che la federazione abbia abbandonato nessuno in questi anni, sinceramente. Però il messaggio è un messaggio corrente che sento. L'istituzione di aree federali, a mio avviso, sono delle aree federali molto circoscritte, dove all'interno della quale si nomina un rappresentante zonale che sarà un dirigente delle società stesse, che possa essere un punto di riferimento per queste società e che possa interloquire, organizzare delle tavole rotonde con il nostro comitato per poter recepire con più immediatezza le richieste delle società. Contatti con amministrazioni per riattivare le società sportive. Certo, è sempre collegato a questo discorso qua. È vero che sono mancate 92 società negli ultimi 8 anni, ma è vero pure che non è che il comitato se ne sia fregato, il comitato si è attivato per fare, probabilmente ne sarebbero mancate 150 se non ci fossimo attivati. Sicuramente il lavoro non è stato sufficiente, però io penso, e anche qui ho provato, grazie all'incarico ricevuto dal Consiglio, a attivarmi presso le amministrazioni comunali e vi posso assicurare che abbiamo trovato non le porte aperte, portoni aperti, nel senso che i sindaci ci hanno accolto alla grande, compresi gli assessori, e ci hanno spesso e volentieri indicato lo sportivo da poter riacchiappare per poter far risorgere l'attività sportiva in quel paese. I comuni senza squadra sono ormai tantissimi, 92 negli ultimi 8 anni, ma io penso che ci sono delle zone dove proprio c'è uno spopolamento incredibile. Questo è uno dei primi messaggi, uno dei primi cavalli di battaglia che dobbiamo affrontare, cioè per meglio dire, è uno dei primi lavori che il comitato deve iniziare a programmare subito, e non chiaramente pensando di farlo al momento in cui sono le iscrizioni dell'anno prossimo, ma è proprio un lavoro che va fatto con attenzione. Sempre a favore delle società, confermare e migliorare l'accordo con gli istituti di credito per il finanziamento delle società, c'è già un accordo in essere che già esiste, vorremmo eventualmente migliorarlo e vogliamo magari estendendolo ad altri istituti di credito. Però sento spesso criticità nei confronti del campionato juniores regionale, che non è un campionato che piace, per cui va in qualche modo rimodellato, e io sono convinto che bisogna anche pensare a rivisitare i campionati allievi e giovanissimi elite. Per quanto riguarda la regola dei fuoriquota, l'obbligatorietà dei fuoriquota è determinato mandato, chiaramente è stata una cosa scelta dalle società, il numero di fuoriquota. Riproporremo alle società cosa pensano se è il caso di diminuire, perché spesso e volentieri ci chiedono questo. Torneo delle province per categorie giovanili, io penso che serva non solo fare politica, ma serve soprattutto fare calcio giocato, e penso che sia opportuno, possa servire per rivitalizzare tutto il territorio, organizzare dei tornei giovanili nelle varie province, che possano servire anche come base per la futura rappresentativa regionale, e chiaramente si continueranno a fare le premiazioni sui campi di gioco dove si gioca, dove si svolge una finale, però io penso che sia importante organizzare una giornata delle premiazioni, una specie di kermesse, una specie di festa, raggruppando tutte le squadre che hanno vinto i campionati, compresi quelle che hanno vinto le coppe disciplina, perché vincere la coppa disciplina vale forse anche di più di vincere un campionato, e fare una giornata di festa per poter dare una premiazione degna del risultato ottenuto. Penso che noi dobbiamo pensare al futuro immediato e chiaramente prendendo in carico quello che è il passato. Io non mi dilungo troppo, per cui ringrazio tutti quanti. Se di vostro gradimento la squadra, il nostro programma e la fiducia, chiedo la fiducia al nostro gruppo. Grazie. Allora, grazie a Grandi Catoni.